Arrivata a casa, indovinate dove c'era il vomito? Non mi è mai successo in questi anni. Praticamente no, forse una volta in tutti questi anni. Sul tavolo. Ah, sul tavolo. Cioè, ma non è possibile. Vabbè, ho pulito tutto, disinfettato, come ogni giorno. Quando mai non disinfetto? Tutti i giorni. Vabbè, comunque, sul tavolo. Vabbè, ok. Adesso pulisco casa. Ho intenzione di togliere il piumino di là in camera, perché sì, abbiamo ancora il piumino. Esatto, ancora quello. Ma cioè, tipo la scorsa settimana, qui ha iniziato solo adesso a far caldo, perché giovedì scorso alla mattina c'erano 6 gradi e mezzo, per farvi capire che c'era freddo ancora. E vorrei riuscire a lavare anche il piumino allora. Non so se ci riuscirò. Mi sono già messa fresca col vestitino e bon. Bue è qua fuori svaccato sulla terrazza, che però non ha intenzione di mangiare niente. Lui mi ha sentito arrivare, si è messo lì sdraiato, basta. Basta, quella è la sua posizione. Tra un po' se ne andrà di nuovo a dormire al fresco non so dove, ma andrà a dormire di nuovo all'ombra e via. Basta, non ho altri ulteriori aggiornamenti, mi metto a pulire, a passare l'aspirapolvere. Devo anche lavare questo, visto che c'è tanto caldo, è il cuscino della panca. Per fortuna ieri non l'avevo lavato e non l'avevo rimesso sulla panca, perché oggi c'era il vomito anche sulla panca, oltre che sul tavolo. Quindi si sarebbe risporcato di nuovo. Ah, ciao! Sono appena arrivata a casa dal lavoro. Ho fatto un temporale allucinante. Ciao! Cosa dici, amore? Hai fame? Guarda che non fa più caldo come ieri, visto? E vabbè, sono arrivata a casa e mi sono trovata questo ragno. Vi giuro che è grande, eh? Sembra piccolo, ma è grande. Ecco. Ma è vivo? Oh, sì che è vivo! Dai, vieni. Dai, vieni. Pustichino. Eccoci. Ciao. Vieni un po' dentro all'asciutto, dai. Vieni un po' all'asciutto, ti do la pappa. Ehi, Bargnau. Sì. Che tempaccio, gatti. Che tempaccio. Ieri avevo lavato i filtri. Che pulito! Mamma mia! I filtri dell'aspirapolvere, quello bianco. Anche il rullo è venuto giù uno sporco. Io non sono una che fa tanta manutenzione a queste cose. Era indecente. Cioè, perché ho lavato sta roba qua? Perché con l'aspirapolvere lo darò a mia mamma per la baita. Non vi ho detto niente della baita, poi io. Vi è piaciuta tantissimo. In realtà adesso mio papà ha finito, l'interno è finito, sì, dovrebbe essere finito, e quindi magari quando torneremo su vi farò un altro aggiornamento. Cos'è? Boh. E comunque adesso ha finito, adesso sta tagliando legna, insomma, perché bisogna anche fare fuoco. Che saetta! Ok, ecco, era anche abbastanza vicina. Sì, insomma, sta trafficando un po' di fuori adesso. E tutto quello che avete visto, cioè il lavoro che è stato fatto, praticamente ha rivestito tutto l'interno con isolante e legno. Le pareti di legno, in parte, sono quelle della prima baita, che voi non avete mai visto, ma c'è un video sul canale, forse c'è ancora, non sono sicura che ci sia ancora, forse l'ho messo privato, perché comunque c'era anche altra gente, probabilmente l'ho messo privato. Comunque ecco, la prima baita era quella più bella, però anche questa non è male, anche come posizione alla fine comoda.
Mamma mia come piove. Aspettate, vado a chiudere gli scuri perché poi io e Franza andremo a fare spesa e quindi voglio evitare, chiudo già adesso gli scuri perché c'è, sì, c'è anche aria, sì, sta arrivando la pioggia. Un'altra saetta e questa è caduta vicino, molto vicina. Chi ci aveva pensato che avevo tutto aperto qui? Ciao, ma come sei carino. Stai qua amore perché fuori piove, ti tocca star qua. Almeno sei al riparo, però in mezzo così alla stanza, boh. Non mettersi sul tappeto, no, lì. Ma non ho neanche pulito ancora il divano, cioè, è che oggi è abbastanza pulito. Non ho ancora fatto niente perché ho detto tanto andiamo via, quindi è inutile pulire. Domenica mattina, sono le 7:15, c'è qualcuno che ha ben deciso di iniziare a tagliare erba alle 7 di mattina della domenica. Cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa? La pappa c'è. La pappa c'è. E c'è la pappa, eh? No, è lì. Ma quella c'è. Vediamo se il power bank si sta caricando. Ancora una cosa sola, secondo me non va. Ciao. Buongiorno. Tu sei così delicato. Palmo completamente coperto. Vediamo se c'è bue. Sono curiosa. Guardate il mio vecchio power bank. Si è un po' gonfiato. È tutto gonfio qua, a parte sporco. È gonfissimo. Infatti devo buttarlo. No, non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Allora, oggi vedete in verticale perché purtroppo quest'app non si gira. Mi peso con voi. Questa è l'ultima pesata che è di domenica scorsa. 7 luglio, sì. Mi ripeso. Peso uguale praticamente. Un po' di più. Boh. 56,45. Sì, sono sempre là sui 56 alla fine. Un po' più, un po' meno, ma sono là. Ragazzi, adesso vado di là. Non so se pulire subito o fare prima colazione, tanto vedete presto, sono le 7:34. Non so cosa fare per prima, anche se è abbastanza sporco, quindi mi sa che devo... Cioè, mi conviene prima fare pulizie e poi colazione. Che bella arietta. Sono stata al sole. Caldo. Comunque anche oggi giornata con nuvoloni, ma bella dai. Adesso vi faccio vedere una novità. Una novità, ragazzi. Che è questa? Che in realtà sarà una fontana, non un portafiori. Una fontana da mettere qui sotto la grondaia. E niente. Vi faccio vedere anche i funghi. Oggi sono in ciabatte. I funghetti.
Forse adesso va? No. Se mi metto in mezzo al prato, è già diversa la quota rispetto a prima. Ma ci riprovo. Sì, dai, sempre quella. Buongiorno. È presto, 4:58, mi sto preparando per andare a camminare. Bisogna per forza partire presto, perché adesso è stagione e c'è tanta gente, quindi bisogna partire molto presto. Allora, niente, mi tolgo la mascherina, ho 10 minuti di tempo per fare tutto. Lo zaino è già pronto perché l'avevo preparato ancora l'altro ieri, ho solo dovuto mettere dentro il cibo e via. Lo zaino è già pronto, non sarà un'escursione che filmerò granché, perché l'ho già fatta anni fa, quindi non credo farò un video dedicato. Intanto vi metterò qualche spezzone in questo vlog, poi vedrò come dividere, come fare, se fare un video anche a parte, ma non credo. Comunque andrò alle 3 cime con mio papà, che non c'è mai stato. E l'intenzione è di fare il giro. Non so se ci riusciremo, perché io per prima non so se sono in grado. Lui comunque ha i suoi problemi e quindi intanto andiamo giù. Quindi oggi sveglia presto, partenza presto per andare a camminare.